Questa trasmissione è offerta da Dorbolò. Benvenuti qui a Telefriuli, benvenuti al Punto, benvenuti al primo cittadino di San Pietro Natisone, Mariano Zufferli. Buongiorno a tutti. Benvenuto Sindaco. Allora parliamo subito della situazione sul territorio di San Pietro Natisone, che è un territorio che ha molte attività e anche, diciamo così, molti servizi che dà a tutte le valli anche, no? Sì, il territorio dà parecchio, ma in particolare offre diciamo, la parte scolastica che è formativa, ecco, dei ragazzi a grandissimo livello. Ecco, avete il convitto, mi pare di no? Avete, insomma... No, attualmente abbiamo i due istituti comprensivi che sono il bilingue di Paolo Petrici, c'è il Dante Alighieri che è l'altro istituto comprensivo dove ha tutto il ciclo scolastico e in più abbiamo la presenza del convitto con i due licei, con il liceo linguistico e anche il psicopedagogico. Quindi un'attività che è ben apprezzata, no? Anche da un servizio ottimo. Diciamo che dà lustro veramente al nostro comune, perché dà vita al comune, cioè c'è un movimento continuo. Poi c'è anche la casa di riposo, che è anche quella attrezzata, mi pare che va tutto bene, no? Avete blindato. Possiamo dire che è un'eccellenza la casa di riposo, fa proprio la differenza, e anche sia come è gestita, ma soprattutto diciamo che ci sono tantissime richieste, ecco, Quindi in attesa diciamo di chiamata. Ecco, la situazione del Covid mi pare che tutto è sotto controllo, anche adesso che sta riprendendo un po' questo virus un po' subdolo, mi pare che siete allerta, no? Anche lì. Beh, attualmente, tornando alla casa di riposo, 0 casi e soprattutto c'è un protocollo molto diciamo, preciso, ecco, nelle disposizioni. E per quanto riguarda, abbiamo 8 persone in questo momento che sono positive. Ecco, parliamo un momentino del bilancio comunale che andrà in approvazione a fine anno, no? Come siete messi? Abbastanza bene, le tasse le avete aumentate, non avete aumentate? No, assolutamente, forse io credo che sia uno dei pochi comuni dove da tantissimi anni non tocca le tasse, cerca di gestire le risorse che ha meglio che può e soprattutto garantire tutti i servizi necessari alla collettività. Ecco. La pianta organica com'è messa? La pianta organica, adesso abbiamo fatto un concorso, quindi abbiamo assunto nell'ufficio anagrafe, è stato civile una persona che era carente, ma in questo momento ci sono delle persone il prossimo anno che vanno in pensione, quindi sostanzialmente stiamo adesso rivedendo un po' tutto l'insieme. E naturalmente avrete un segretario comunale a scavalco sicuramente? Sì, diciamo che il segretario che c'era prima ha cambiato completamente lavoro e adesso viene a scavalco e molto probabilmente è il segretario che prenderà in mano il comune di Tarcento. Ecco, comunque insomma siete coperti. Ecco, l'economia di zona come va, Sindaco? Perché mi pare che l'anno scorso è ripresa un poco, no? Ma l'economia si sta muovendo. Ci sono degli eventi, no? Sempre qualche iniziativa che porta gente. Ma gli eventi ce ne sono parecchi e grazie alle associazioni perché lavorano tantissimo sul territorio e questi veramente fanno promozione del territorio. C'è più di qualcuno che vorrebbe investire proprio nella zona industriale e quindi c'è movimento. Ecco, io sono ottimista pur essendo diciamo, un momento particolare, però credo che ci siano diciamo, dei movimenti positivi. Ecco, di opere in costruzione o comunque in progettazione ne avete ancora? A parte le manutenzioni grosse che fate sulle strade, eccetera? Ma sostanzialmente tre opere. L'ultima volta che ci siamo visti era il problema dei serramenti che abbiamo già risolto perché abbiamo avuto il contributo da parte della Regione e abbiamo già appaltato sostanzialmente. Riguardavano diciamo, tutti i serramenti della scuola primaria e quindi siamo a buon punto. Ma la grossa opera è il Ponte San Quirino perché abbiamo avuto anche il piacere e l'onore di avere il Presidente della Regione e quindi abbiamo evidenziato tutte le problematiche, ma è un qualcosa che lega più enti, dove è coinvolto sia l'ANAS per la realizzazione del ponte, la Regione che ha contribuito a
al Comune per poter intervenire sull'area e quindi si sta muovendo tutta l'area della viabilità, della grossa viabilità, perché io la chiamo grossa, perché ricade su una viabilità a livello internazionale. Sì, esattamente, poi avete anche la Slovenia ad un passo, si può dire. Ecco, il rapporto con, di là del confine, ormai è tutto aperto, ma comunque sia, come prosegue dopo questo momento di stop che c'è stato, no, per la pandemia, ma prosegue, no, dal punto di vista... Allora, i rapporti sono buoni, si sono raffreddati causa Covid, chiaramente adesso li abbiamo tornati a riprendere, soprattutto in un punto particolare, quello che riguarda la pista ciclabile, no? Perché noi abbiamo la FVG 4 che passa proprio per San Pietro, quindi collega la Slovenia col Veneto. Quindi abbiamo iniziato a ridiscutere tutto quanto, solamente che ultimamente la Slovenia ha avuto dei problemi di positività per quanto riguarda il Covid molto elevato, quindi siamo di nuovo fermati. Però diciamo sia dalla parte slovena sia da parte nostra è quello veramente di lavorare insieme e costruire tutti quanti qualcosa. Insomma, il rapporto è solido, in sostanza. Sì. Ecco, però l'attività internazionale non si ferma qui, avete qualche gemellaggio, mi pare che ultimamente eri stato in Belgio, per cui ce ne parla un po' un momentino. Ma è un gemellaggio nato tantissimi anni fa, che dopo ha avuto il suo percorso e si è interrotto, adesso c'è stata proprio la volontà, abbiamo costituito la commissione gemellaggi all'interno del Consiglio Comunale, dove ci sono i rappresentanti della minoranza e della maggioranza, e sostanzialmente abbiamo riattivato questi contatti, ma soprattutto abbiamo riattivato i contatti per cercare di fare, abbiamo avuto anche un progetto comunitario per quanto riguarda le scuole e quindi la mia visita in Belgio era quella di 3 punti fondamentali sostanzialmente, era quello di collegarsi alle associazioni del luogo, il discorso amministrativo, politico tra i comuni e soprattutto di costruire insieme il collegamento delle scuole. E quindi questo è tutto partito, si sta lavorando. Quando è previsto più o meno? In teoria la visita ufficiale dovrebbe avvenire a fine maggio da una delegazione di circa 50 alunni di Sambreville che vengono a San Pietro Natisone. Bene, magari ci avvertirà, così magari Senz'altro. potremo fare qualche servizio. Bene, allora, eventi verso fine anno, adesso bloccherà sicuramente il governo, voterà sicuramente gli assembramenti, magari falò e tutte queste robe qua, però qualcosa fate sempre. Beh, no? sostanzialmente abbiamo ripreso il mercatino di Natale che ha avuto, pur diciamo, ridimensionato come numero di bancarelle all'interno. Premetto che è un mercatino al chiuso, e quindi l'abbiamo ridimensionato a 2/3 rispetto a quello degli anni precedenti, e con tutti i crismi dovuti alla pandemia eccetera ha avuto un notevole successo. È aperto sempre la domenica? Oppure... No, è un weekend, siccome utilizzano gli immobili, siccome vengono utilizzati gli immobili della scuola, li utilizziamo il sabato e la domenica, un weekend unico, perché altrimenti dopo le scuole... tutti i problemi che ci sono lì. Ecco, il rapporto con Cividale, che è diciamo così, il punto di riferimento più grosso che c'è nelle valli, cioè un terminale, insomma, com'è? Il sindaco di Cividale, la sua collega, anzi, ha detto che è molto proficuo, che vuole insomma incrementare ancora. Mi diceva anche lei, l'ultima volta ci siamo visti, che c'è una predisposizione a una collaborazione, no? Sì, la collaborazione c'è, anche il punto fondamentale, il punto cardine attualmente tra Cividale e anche le Valli Natisone, ma anche i comuni del distretto, riguarda il nosocomio di Cividale, no? Quindi il punto di primo intervento, eccetera. E in questo momento qua è il punto dove dobbiamo vederci, anche molto probabilmente domani è previsto un incontro per parlare veramente specifico di questo tema, che è un tema fondamentale. Molto sentito in tutta la zona, insomma, no? È stato un vulnus abbastanza E poi l'auspicio è quello di lavorare insieme anche a livello di promozione turistica, perché sia l'ufficio IAD nostro che loro dobbiamo trovare una condivisione e promuovere tutti quanti insieme, ma è un progetto che si sta discutendo, ecco, questo è un qualcosa che permette veramente di lavorare e di portare, di unire il territorio dando la possibilità... Voi siete uniti un po' anche con qualche convenzione particolare? No, con Cividale in questo momento qua no.
Voi avete invece convenzione con altri comuni, mi Sì, sembra, no? abbiamo tutta la parte amministrativa diciamo, con il comune di Savogna. Savogna. Tutta la parte amministrativa che riguarda l'anagrafe, ma soprattutto adesso anche i tributi. Abbiamo un responsabile nostro che fa da responsabile. Sì, quindi vi fate carico anche di queste facciamo cose qui. carico per quello che possiamo, sì. Ecco, senta Sindaco, siamo in conclusione di questa chiacchierata che è stata molto bella, molto proficua, così ha spiegato bene un po' cosa succede nel suo comune. Magari che cosa si aspetta per l'anno futuro, magari vuoi fare gli auguri ai suoi cittadini e a tutti quanti, insomma, ecco. Ma sostanzialmente l'auspicio è veramente che cambia questa situazione, rispetto allo scorso anno è già qualcosina, diciamo, è cambiata, però siamo ancora a rilento rispetto all'andatura che una volta il discorso di portare a termine tutto quello che noi abbiamo, anche perché siamo a livello amministrativo, siamo al giro di boa, quindi sostanzialmente dobbiamo portare, abbiamo 2 o 3 opere importanti da fare, ma soprattutto quello di riuscire a mantenere quello che stiamo dando adesso alla comunità. Questo è mantenere gli impegni presi in sostanza. Ecco. Sì, mantenere gli impegni presi e soprattutto cercare di continuare a lavorare con le associazioni, perché le associazioni in questo momento qua si sono un po' staccate per una serie di ragioni che insomma sono intuibili. Insomma. E quelli sono il cardine, diciamo, il punto fondamentale, oppure anche il volano da parte per l'amministrazione, sono le associazioni. Bene, allora con questi propositi, gli auguri del Sindaco, a quali mi unisco, ringrazio Mariano Zufferi, primo cittadino di San Pietro Natisona, che naturalmente speriamo di riospitare anche il prossimo anno, naturalmente alla prossima con un altro protagonista, un altro sindaco. Va bene, anche io vi ringrazio veramente. Questa trasmissione è stata offerta da Dorbolò.